ribaltare Castiglione, viene però fermato. La sfera gestita da Padula, tocco con Fava che rischia, attenzione qui alla conclusione, subito respinta da Veliu. Chiamato lo schema, palla nel cuore dell'area, colpo di testa a mettere fuori, ma attenzione perché è ancora viva l'occasione. È battuta al volo che si perde fuori. Mancuso prova la giocata, duello tra numeri 10 vinto proprio da Mancuso contro Capizzo. Poi l'arbitro fischia, arriva il rosso. Cartellino rosso per Capizzo. Sari pronti alle sue spalle a ricevere il pallone. Castiglione cerca la palla in avanti per la corsa di Localio, è più veloce di Pisano, il 7 che va a calciare. Attraversa tutto lo specchio della porta, qui grande soluzione di Localio. Intanto occhio a questa punizione con Parrino, traversa piena, palla che rimane lì, attenzione al contatto, non c'è nulla nel presunto contatto con Manzella, azione che prosegue, l'uscita, pallone che rimane ancora nell'area dell'Accademia, non c'è nessuno a proteggere la porta, arriva adesso la spinta, l'Accademia che spinge con la corsa di Localio, ingresso in area, un occhio in mezzo, c'è Castiglione, c'è però ancora un compagno dall'altra parte, l'anticipo da parte di Villardita, poi si lotta, calcio di rigore. E Guaiana contro Veliu, fischia l'arbitro, la rincorsa ed il mancino di Guaiana, per poco non ci arriva Veliu, ma non basta, passa in vantaggio l'Accademia Trapani con il gol su rigore di Guaiana. A Villardita, pallone nel cuore dell'area, Parrino controlla e calcia! Parrino! E chi se non lui poteva risolvere questa situazione per la TF? Pareggio a 7 dall'intervallo, il controllo e la bomba del bomber della TF che la rimette in equilibrio. E occhio alla battuta alla bandierina, tutta l'Accademia a difendere i propri ultimi 16 metri, pallone che rimane lì dopo l'uscita a vuoto di ricevuto. Colpo di testa fuori, ma c'è stato un fischio precedente, però non è riuscita ad andare a calciare col suo numero 7, ma occhio alla battuta dal corner, proprio a cercare il colpo di testa di Manzella che però non trova la porta. E allora la battuta dalla bandierina, Veliu scavalcato e poi per poco non arriva con la correzione Maione. L'Accademia che sta tenendo botta, ricordo, in 10 dal 7° minuto, intanto attenzione al pallone che arriva in area, colpo di testa! E vantaggio TF, vediamo chi l'ha presa, Parrino festeggiano un po' tutti, ma quel che conta di più è che alla fine la TF è riuscita a ribaltare il risultato, è 2-1. Colpo di testa a mettere fuori, poi conclusione di Miallo, Veliu la smanaccia, fuori in volo. Insiste col possesso palla con Sistori con la palla che arriva in area di rigore, il controllo da parte di Troia, l'uscita di Calamela, calcio d'angolo. Ma riconquista la TF, sono in 5 della squadra di Marcoccia a metà campo avversario. Attenzione a questo pallone in aria direttamente verso la porta, è il gol del 3-1, il gol che chiude con ogni probabilità la partita e Bronzino mette la parola fine con questo tiro cross beffardo. Calamela qui forse con un passo di troppo verso l'area di rigore, il centro dell'area, e alla fine ne fa le spese la sua squadra. Si chiude così, si chiude col 3-1 probabilmente nel corso del recupero.